Sicuramente un problema da affrontare è il problema della casa per i residenti, perché comunque tanti giovani sono costretti a cercare case in altri comuni perché non è più sostenibile comprare una casa sul lago. Infatti purtroppo tante giovani famiglie devono decidere adesso se avere un figlio o se avere un mutuo. Dunque io credo che la Regione Veneto debba mettere a disposizione dei comuni, tutti i comuni, degli strumenti urbanistici adeguati per agevolare la costruzione di case per edilizia convenzionata. Tanto si è che il mio comune di Costermano sul Garda è uno dei comuni pionieri che siamo già alla fase del bando per la realizzazione di nuove case con l'edilizia convenzionata. Dunque io dico che ci deve essere sempre un equilibrio tra il turismo e i residenti, però dobbiamo sempre ricordarci, perché dopo sai tutti se lo dimenticano adesso, però il turismo è l'anima del nostro territorio. Cioè, provate a pensare se domani sul lago di Garda non ci fosse più il turismo, perché sai, parlano tutti di overtourism, ma vorrei vedere domani mattina se si spegne il turismo cosa facciamo sul lago di Garda.